Prendendo in prestito una nota affermazione teatrale che dice buona la prima, possiamo farla veramente nostra e ringraziarvi subito dell'affetto che avete dimostrato per la prima puntata di Target, il ritorno in studio del vostro salotto settimanale che vi proponiamo dagli studi di Televideo Agrigento sull'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia. Un ritorno che è stato gradito, ce lo dicono i click, ormai insomma quelli sono un indice abbastanza attendibile sulla nostra pagina Facebook e sul ritorno che poi noi mettiamo su YouTube. Lo dicono anche i messaggi e le interlocuzioni personali con me, ma anche con tutta TVA per il gradimento di Target. Come abbiamo detto nella prima puntata, è il vostro salotto, è la vostra voce che viene amplificata su quelli che sono i piccoli grandi aspetti del territorio agrigentino e non solo. E questa la forza delle televisioni private che qualcuno forzatamente vuole far chiudere anche per l'esosità dei costi, ma noi ci siamo e vi diamo spazio. Ritorniamo con la seconda puntata, come al solito ospiti di varia natura, parleremo di alcune argomentazioni importanti e spero insomma di conquistare la vostra attenzione da qui ai prossimi 50-55 minuti. E proprio per questo voglio subito presentare i miei ospiti di questa sera. Iniziamo dalla mia sinistra. Lei è Vincenza Gaziano, è avvocato ed è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, riconfermata in questa carica qualche giorno fa. E poi Alessandro Patti, in questo suo importante e impegnativo percorso di presidente della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, che insomma anche lui e tanti apprezzamenti sta riscuotendo per il lavoro assieme a tutta la sua equipe naturalmente per quanto riguarda le programmazioni del Teatro Pirandello. Caterina Mondalbano è la figlia del grande Pippo, proprio qualche giorno fa la scopertura del busto e anche la presentazione del libro del fratello, e naturalmente lei è anche il direttore artistico del premio intitolato a Pippo Mondalbano. Rosario Manganella, tra le sue molteplici attività c'è quella di presidente dell'Istituto Studi e Ricerca intitolato a Calogero Marrone, che proprio recentemente ha avuto anche il riconoscimento di fondazione, insomma, quindi si sta lavorando per portare a termine questo importante percorso che per me non è un traguardo ma forse è l'inizio di un impegno più importante. Ne parleremo appunto con Rosario Manganella. E poi uno degli ospiti musicali a me più graditi per l'affettuosità che ci lega, per l'amicizia, ma anche per un incontro avuto quasi 40 anni fa, non mi ricordo più adesso, insomma, con il caschetto biondo di Lillo Puccio, grande cantautore e interprete della canzone italiana. Questi i nostri ospiti, subito insomma un complimento a Vincenza Gaziano per questo nuovo percorso che poi è la continuazione della presidenza dell'Ordine. Grazie infinitamente dei tuoi complimenti e grazie della ospitalità qui a Target, rotocalco davvero seguitissima. Mi complimento con TVA per la forza e la costanza nel continuare a essere presente per il territorio agrigentino con la presenza di tante personalità della nostra città e della nostra provincia. Sì, Avvocato, se ti hanno riconfermato vuol dire che hai lavorato bene. Ti ringrazio, spero e mi auguro che sia davvero così. È stato un percorso, quello del biennio precedente, che davvero abbiamo portato a termine con tanta determinazione, tanta tenacia, tanto entusiasmo, tanta passione, che ci ha fatto raggiungere numerosi obiettivi che si sono rivelati importantissimi per l'avvocatura agrigentina, con l'ambizione e la speranza di poter lavorare in questo quadriennio che si apre adesso. Le elezioni si sono celebrate lo scorso 19, 20 e 21 gennaio, dicevo con l'auspicio in questo quadriennio di poter rinnovare il nostro impegno unitamente agli altri 14 colleghi che compongono il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che ha tantissime attività da compiere, che non sono numero, gli iscritti, avvocato?
Gli iscritti oggi si attestano intorno a 1200, sono in lieve calo rispetto ed in controtendenza rispetto agli anni precedenti in cui la nostra professione aveva visto un boom, una grandissima crescita di iscrizioni. Anche perché dobbiamo dire, non è che uno diventa presidente dell'ordine, quindi vabbè, non faccio più la mia professione, sono presidente, mi prendo quello che mi devo prendere, no. È un lavoro in più, un'aggiunta. Esattamente così, è un servizio istituzionale, si rappresenta istituzionalmente l'avvocatura del foro circondariale, in questo caso quello di Agrigento, ma ovviamente quotidianamente svolgo la professione di avvocato, a cui accompagno anche tutta l'attività che è quella dell'ordine circondariale di Agrigento, che non è soltanto di servizi che vengono effettuati in favore degli iscritti, ma che ha tutta una serie di altre attività che sono proprio quelle di rappresentanza istituzionale, che si svolgono anche in concerto con l'avvocatura regionale. Agrigento fa parte dell'Unione dei Fori Siciliani, quindi c'è anche un'attività che è di rappresentanza del foro a livello regionale ed ovviamente anche a livello nazionale. Poi parleremo anche, diciamo, di qualche aspetto particolare, certo. Ecco, magari per far capire, gli avvocati magari lo sanno, ma i cittadini comuni forse non sanno di che cosa si occupa l'ordine, quali sono le principali tematiche, le competenze che affronta. Anche Alessandro è un avvocato, vero? Assolutamente sì. Infatti ho l'onore di essere accanto al mio presidente. L'hai votata, la possiamo dire? Il voto è segreto? Sì. Ah no, non lo so, le voto uno dice, i fatti me, no, insomma. Sì, e se l'è meritato. Per quello che dicevi tu, perché veniva da un'esperienza passata, ha avuto una riconferma roboante addirittura. Invece Alessandro, diciamo, il suo impegno, in questo caso anche extra di fondazione del Teatro Pirandello, che devo dire sta dando delle belle soddisfazioni. Una stagione, quella dell'anno scorso finita, questa di oggi in itinere, veramente con grandi nomi, un bel cartellone, tanti extra e soprattutto il teatro pieno. Non parliamo dei parcheggi perché non è competenza tua, però il teatro è pieno sicuramente. Grazie, sì, effettivamente sì, è un'esperienza entusiasmante e devo dire molto, molto gratificante, impegnativa sicuramente, tra l'altro tenuto conto che anche del fatto che noi del Consiglio di amministrazione per statuto lo facciamo a titolo gratuito, quindi rubiamo del tempo al nostro lavoro, alle nostre professioni, ma lo facciamo con grandissimo piacere e con onore, perché io sono onorato di poter rappresentare questa istituzione. Sì, devo dire che sta andando veramente bene, abbiamo ripreso in un momento terribile, perché questa nuova governance si è insediata poco più di un anno fa, nel novembre 2021, ci ritrovammo a allestire la nuova stagione nel dicembre, che partì poi nel gennaio del 2022, quando ad Agrigento si contavano numeri di contagi come mai era accaduto dall'inizio della pandemia, cioè una situazione veramente disastrosa, al punto che, così come accadde in tanti altri teatri d'Italia, a un certo punto meditammo seriamente sul da farsi, cioè ci stavamo chiedendo se non fosse il caso di fare, come è stato fatto in tante altre realtà teatrali del nostro paese, di sospendere tutto. E invece no, perché comunque capivamo che era una situazione momentanea, questa recrudescenza dell'epidemia era frutto dei bagordi natalizi, quindi ci siamo avventurati, abbiamo avviato la stagione e devo dire che la risposta del territorio agrigentino è stata davvero commovente, perché nonostante tutte ovviamente le ritrosie, le paure, i timori che la situazione epidemiologica comportava, abbiamo visto finalmente un teatro pieno, un teatro che ha cambiato pelle, intanto e sta cambiando il pubblico, perché la pandemia ha provocato un abbassamento dell'età media dell'utenza del Teatro Pirandello. Merito forse anche
delle opere che proponete, delle compagnie? Quello è stata anche una conseguenza, perché abbiamo voluto adeguare la nostra offerta alle richieste che ovviamente stanno cambiando. E poi un plauso che ti devo far fare da mio nipote è perché il matinè lo hanno gradito ragazzi della scuola elementare che vanno a teatro. Io credevo, tra virgolette, costretti, perché magari sai, venite alla scuola dove c'è il teatro, c'è la compagnia, eccetera eccetera, quindi quasi una costrizione. Invece Questa cosa, ho visto che era un piacere. Questa cosa mi inorgoglisce non poco. Non li abbiamo inventati noi, si facevano anche nel passato, però devo dire che abbiamo pigiato pesantemente sull'acceleratore, abbiamo programmato per tempo questo cartellone dedicato alle scuole e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché siamo riusciti ad avere ben 20.000 prenotazioni, quindi alla fine della stagione avremo 20.000 e forse anche più, perché continuano ad arrivare prenotazioni man mano che la gente dice l'appetito viene mangiando, quindi man mano che le scolaresche... La voce poi insomma... Esatto, e quindi riuscire a portare dentro il teatro i bambini, i giovanissimi, i ragazzi è una grande gioia, è una grande soddisfazione ed è forse l'espressione massima del nostro ruolo culturale, perché poi politica culturale facciamo. Bene, parleremo del cartellone, di quello che è stato, di quello che sarà, e poi devo chiedere qualche cosa, insomma, un po', poi te lo dico. Teatro Pippo Montalbano, insomma, è un tutt'uno. Dopo l'intitolazione nel 2010 del foyer, adesso c'è insomma questo busto che lo rappresenta, insomma, una bella emozione vedere lì il busto del proprio papà. Caterina? Ci sono voluti 13 anni da quando l'assessore pro tempore, il dottor Settimio Biondi, propose di aggiungere al nome foyer Pippo Montalbano anche il volto, perché lui sosteneva, e ha ragione, che un attore è soprattutto volto, espressione. Ci sono voluti 13 anni, però anche lì io sono contenta perché l'artista che lo ha realizzato, che è Peppe Cacocciola, ha dato veramente un'anima a questa scultura, che poi noi abbiamo provveduto a fare rivestire in bronzo proprio per renderla anche più duratura. E quindi no, io non credo mai alle coincidenze, quindi penso che anche questi 13 anni siano stati spesi bene. Giorno 3, venerdì scorso, c'è stata finalmente la scopertura in un angolino, perché mio papà ha sempre amato stare in un angolino, quindi ho preferito proprio, quando abbiamo scelto il posto, dico mettiamolo in un angolino, perché lui non amava la grossa... Devo dire che anche io molto spesso mi chiedo ma che ci sto a fare io a parlare di mio padre. Io preferirei 100.000 volte stare a casa con lui in questo momento, piuttosto che pensare ai foyer, ai libri, ai busti che avrei volentieri lasciato ad altri. Farto a meno, certo. Però purtroppo la sorte è stata avversa, mio papà se n'è andato troppo presto, 69 anni, quando ha chiuso gli occhi, e quindi abbiamo questa responsabilità questo anche chiamerei un privilegio, insomma, un privilegio di retorica, però insomma Pippo Montalbano è immortale, dai. Sì, grazie. Mi volevo riallacciare anche a quello che diceva prima Alessandro, quando si sono insediati la nuova fondazione. La prima volta che si è aperto il teatro dopo la pandemia è stato il 26 novembre del 2021, il giorno dopo che c'era stata proprio la nomina del nuovo organico della Fondazione Pirandello, ed è stato proprio con il premio Montalbano che addirittura aprì una nostra piccolissima attrice che si chiama Beatrice Palumbo, figlia tra l'altro di un suo grande amico che io adoro, che è una ragazzina bravissima, che fece un monologo veramente di riapertura del teatro dopo la pandemia, che ancora adesso quando lo ascolto mi commuove. Poco fa hai detto che l'attore, quindi Pippo Montalbano, è il volto, la figura, ma è anche quello che interpreta. E come interprete qual è la figura che ricordi con più Allora, emozione? io ovviamente lo hanno soprannominato l'Eterno Liolà della Valle, e infatti anche la manifestazione di venerdì l'abbiamo intitolata così, l'Eterno Liolà. Però io che l'ho seguito da sempre, che ho fatto teatro da sempre, io scappavo dalla scuola quando ero piccolina e c'erano i matinè al Supercinema per andarmi a vedere gli spettacoli di mio padre.
Io l'ho seguito, ovviamente non posso che rimanere legata, oltre che a Liolè e al Ciampa, che sono stati i suoi personaggi storici, al vitalizio di Andrea Camilleri, che scrisse proprio questo personaggio di Marabito pensando a Pippo Montalbano. Gliel'ha cucito addosso. Gliel'ha cucito addosso, infatti su YouTube c'è ancora una testimonianza di Andrea Camilleri che dice proprio questo, dice: io vedendo quel contadino che la morte aveva dimenticato pensavo che Pippo non sarebbe morto mai. Bene, parleremo ancora anche di un lavoro fatto da tuo fratello, ne parliamo più tardi, sì, perché incontriamo ancora una volta Rosario Manganella, dicevo, tra le sue molteplici attività, questo impegno con il Centro Studi e Ricerca Marrone. Qualche giorno fa si è celebrata la giornata della memoria, anche con l'AMPI e con le altre associazioni, con la scuola. Insomma, Marrone è una figura storica che finalmente avrà anche l'intitolazione di una fondazione a lui dedicata. Sì, Marrone diciamo che è stato un po' sfortunato negli anni, nel senso che per tantissimi anni, fino al 2002, nessuno quasi sapeva chi fosse Calogero Marrone, né a Varese, dove operò come dipendente del comune di quella città, né tantomeno a Favara, considerato che Marrone era nato nel 1889, quindi diciamo le generazioni che sono seguite nessuno se lo ricordava. Però per fortuna due studiosi, due giornalisti hanno fatto delle ricerche importanti che hanno portato poi alla fine alla pubblicazione di un libro che, guarda caso, si chiamava Un eroe dimenticato. Erano Franco Giannantoni e Ibbio Paolucci, che adesso non c'è più. Loro hanno scavato profondamente, hanno trovato documenti, eccetera, e alla fine sono arrivati alla conclusione che questo Calogero Marrone, che era nativo di Favara, che era scappato da Favara per non essere arrestato dai fascisti locali, stufo anche perché si aspettava, quando fu arrestato a Favara, purtroppo fu arrestato con una invenzione proprio ad arte dei fascisti dell'epoca, e fu rinchiuso nel carcere di San Vito, dove poi fu assolto per insufficienza di prove. Ma Marrone ma sopportava questa sentenza e allora si appellò e alla fine l'ebbe vinta, nel senso che il Tribunale di Palermo decise che il fatto non sussiste e quindi Calogero Marrone non aveva commesso nessun tipo di reato. Però lasciò la sua terra e andò a Varese. Sì, nel 1931 Calogero Marrone, dopo aver partecipato anche alla prima guerra mondiale con successo diciamo personale, nel senso che è stato come si dice, che è stato ha avuto la medaglia per il valore in guerra? Sì, per il valore in guerra, e perché era stato molto bravo anche nell'organizzare l'archivio interno diciamo al suo battaglione. Calogero Marrone, aspettando che i cittadini di Favara potessero scioperare contro il suo arresto, quando poi uscì, siccome questo non fu fatto, ma secondo me non poteva essere fatto, altrimenti avrebbero arrestato un po' tutti, perché questo era il regime fascista, Calogero Marrone vinse un concorso, partecipò ad un concorso al comune di Varese e lì incominciò a lavorare all'ufficio anagrafe di quella città. E proprio nel suo ruolo è riuscito a essere eroe, ha prodotto tantissimi documenti che hanno salvato migliaia di persone. Ma anche lì a Varese poi ha avuto un tragico epilogo. Diciamo per chi non conosce la figura di Marrone, poi arriveremo casomai anche nel prossimo giro, di nuovo torniamo alla fondazione. Calogero Marrone, essendo poi diventato nel giro di 3 anni, fu promosso capo ufficio, scusate il bisticcio di parole, dell'ufficio anagrafe del comune di Varese. Che cosa fece per salvare ebrei antifascisti? Perché nel frattempo nel 1938 erano state emanate le leggi razziali, e allora lui fece una falsificazione delle carte d'identità
di centinaia e centinaia di ebrei e di antifascisti che grazie a questo escamotage poterono essere salvati o dalla prigionia o dalle deportazioni nel campo di concentrazione. Non si salvò lui però. Lui non si salvò perché poi c'è stato un delatore all'interno, molto probabilmente si dice, del comune di Favara, che lo accusò alle podestà dell'epoca, il quale lo sospese prima dal lavoro. Siamo nel dicembre del 1943 e il 7 gennaio del 1944 le SS lo arrestarono, lo portarono prima in alcune carceri, 4 carceri della zona tra Varese, Como e via dicendo, e infine a Bolzano Griesse, che era, diciamo, l'ultimo punto dal quale poi si andava a finire al binario 21 e poi al campo di concentramento di Dachau. Lì morì il 15 febbraio del 1945 per tifo petecchiale. Questa è la grande figura di Marrone, come diceva Manganella, poi se ne è dimenticato questa figura, poi c'è stato chi lo ha diciamo, riscoperto, chi lo ha fatto conoscere, anche dalle nostre parti, Favara, la sua città natale, grazie a te e ad altri amici nasce l'istituto a lui intitolato. Sì, 7 anni fa è nato l'istituto studio e ricerca Calogero Marrone. Io adesso lo confesso e mi vergogno per quello che non ho saputo prima, che anch'io ho scoperto Marrone, diciamo, negli anni molto tardi, quando per un fatto legato, diciamo, ad affetti familiari mi sono recato anche al comune di Varese, dove c'è una lapide che è proprio posta davanti all'ufficio anagrafe del comune di Varese, e scoprì lì che c'era questo Calogero Marrone. Ne avevo pure ovviamente sentito parlare. Vabbè, ma da lì poi hai riconquistato strada, hai riconquistato strada e abbiamo dato vita a questo istituto che dà. E si arriva alla fondazione, ne parliamo dopo, sì, perché è importante arrivare a una fondazione a lui dedicata. E adesso con il nostro ospite musicale, insomma, in questo periodo c'è Sanremo, noi non siamo da meno, io ho con me Lillo Puccio. Allora Lillo, dall'ultima volta che ci racconti? Anche perché devo dire che oramai quando ci incontriamo ogni volta abbiamo omaggiato un po' i più grandi, da Rino Gaetano, Lucio Dalla, Battisti. Vero, Lillo è una bella figura del panorama musicale della Sicilia, oltre a essere cantautore, nel senso che molte canzoni se le scrive e se le musica lui. Ha fatto per esempio l'inno della Pro Favara, la squadra di calcio di Favara, l'inno della città per valorizzare il nostro territorio. Grande interprete, io l'ho avuto ospite anche nel premio Buttitta, nel premio Mimosa, emulo del grande Rino Gaetano, recentemente anche di Lucio Dalla. E poi una volta avevi fatto anche suonare le pietre, Lillo. Le pietre, sì. Ce lo vuoi ricordare? Sì, brevemente. Questa è una mia passione legata comunque a un lavoro che ho fatto per molti anni. La scultura è una cosa che mi appartiene assieme al teatro e alla musica. E con le pietre ho legato praticamente la scultura e la musica, facendo proprio cantare le pietre che scolpisco, con dei tagli, lavorata comunque in un modo che poi naturalmente colpendo trovi delle note. La forma e anche il sì, taglio grazie alla forma, una tonalità diversa. Una tonalità. E poi io, in base anche alla pietra, riesco anche a comporre delle melodie proprio utilizzando soltanto un blocchetto di pietra. Proprio la melodia che viene fuori è proprio originata dalla pietra stessa. Il tuo cuore è diviso a metà tra Lucio Dalla e Rino Gaetano. Che ti appassiona di più? Allora, Rino Gaetano, devo dire, ha sicuramente contribuito a cambiare un po' la mia rotta musicale, perché quando ho cominciato a cantare Rino Gaetano 15 anni fa, non è neanche tanto, devo dire che si è aperta proprio questa strada legata ai concerti, ho anche un gruppo che comunque mi segue. E poi mi ha portato... L'avvocato c'ha la tuba precisa, quella di Rino Gaetano. Quando canta lui... Mio fratello Gianna è preciso e identico a mano a mano. Canzoni che poi le ho quasi cucite sulla mia pelle, le ho fatte quasi mie. Lucio Dalla poi ho avuto modo anche di conoscerlo personalmente.
ci incontravamo ogni tanto la domenica pomeriggio, che lui da solo scendeva lì al bar a prendere il caffè, così scambiavamo 2 chiacchiere. Devo dire che era una persona sempre molto gentile, molto Devo dire che la musica per Lillo Puccio è un tutt'uno, insomma, me lo ricordo bambino al festival dello Zacchino d'Argento a Favara, insomma, Favara, certo. 40 anni fa, Lillo. Sì, no, anche più forse, lo vorrei adesso. Cioè, sembra giovane, ma però ce l'ha, sì, i suoi anni. Ce li ha nascosti. Qual è stato il tuo percorso musicale di quest'estate? So che hai fatto diverse piazze anche fuori dalla Sicilia. Sì. Allora, Rino Gaetano sicuramente. Poi uno spettacolo dedicato alla musica italiana, ai vari cantautori, anche perché da Vasco Rossi, Ligabue, tutte le canzoni, quelle le cantabili, e devo dire che ogni volta è uno spettacolo bello perché le persone, il pubblico che ci viene a trovare, canta assieme a noi. È la stessa cosa che succederà, secondo me, io spero anche oggi. Sì, perché spero di farvi cantare. Siamo in tema di Festival di Sanremo, certo non possiamo fare concorrenza a loro, ma anche Lillo ci darà, credo, un buon assaggio di quella che è la melodia italiana. Lillo, non lo so, una canzone diretta, un mix, un purpurino. Facciamo se vuoi un paio di brani, guarda, io ho preso così a memoria alcune canzoni che vanno dall'86 al 90 e sono le canzoni vincitrici. Qui un giovane Ramazzotti, nato ai bordi di periferia, dove tra non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. Va tutto bene dal momento che ci sei adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là. Giovanissimo Ramazzotti, poi insomma da lì la grande star internazionale. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' di argento li colora, rischi di impazzire o scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, li farò cadere ad uno, spezzerò le ali del destino se ti avrò vicino. Perdere l'amore. Grande Massimo Ranieri e anche grande Lillo. Okay. Veramente. Grazie ancora. Grazie a voi. Alessandro, possiamo tenerlo in considerazione. No, te lo dico. Lui è venuto al Pirandello ospite mio e di altre manifestazioni collaterali, insomma, ma ti devo assicurare che nel suo spettacolo veramente fa partecipare tutte le persone che lo ascoltano. Allora, qual è stata la cosa più bella che hai fatto al Pirandello fino a oggi? È come chiedere a un papà qual è il figlio più bello. Vabbè, sai, qualche 10 euro sotto banco sempre al bambino. No, allora,
O comunque quella che ti è più colpita, dai, magari posso cambiare la domanda. No, io ti posso pure rispondere, però dicendoti che sono la cosa che mi inorgoglisce di più e che mi ha dato maggiori soddisfazioni è stata quella di essere riusciti in brevissimo tempo. Quando parlo al plurale ovviamente intendo l'intera governance, l'intero consiglio di amministrazione, il nostro direttore artistico, il direttore generale, di essere riusciti ad ampliare l'offerta culturale del teatro. Quindi rimane al centro ovviamente la stagione teatrale per il teatro di prosa, con un cartellone che ovviamente è fatto su misura del territorio agrigentino, no? Non possiamo avere un teatro settoriale, cioè dove si fa solo teatro lirica oppure solo prosa, certo. E quindi un cartellone nel quale si cerca di venire incontro ai gusti di tutti, quindi c'è il teatro classico, c'è il teatro contemporaneo, roba leggera, c'è il musical, eccetera, eccetera. E accanto a questo cartellone siamo riusciti, seppur in poco tempo, ma i risultati in termini di numeri e di consensi ci dicono che è la strada da percorrere, ad ampliare quanto più possibile l'offerta culturale, aprendo le porte alla musica, anche alla grande musica d'autore. Abbiamo avuto l'onore di avere ospiti Claudio Baglioni, Fabio Concato, insomma. L'abbiamo fatto anche con altri generi musicali ancora prima, perché avevamo ospitato l'orchestra d'archi dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, guidata dal primo violino dell'orchestra della Scala di Milano, quindi una roba di altissimo livello. Siamo riusciti fortunatamente anche a regalare una chicca al nostro pubblico. Ricordo quando il mio caro amico Lello Analfino, erano le prime settimane di questo conflitto Ucraina-Russia, partì una campagna di solidarietà nei confronti dei profughi ucraini, e Lello Analfino a livello regionale, insieme a tanti altri artisti, si era fatto promotore di una serie di concerti pop per raccogliere dei fondi in beneficenza da destinare ai profughi ucraini. E questo lo ospitammo, quindi avemmo sul palco del Teatro Pirandello cose che magari prima non si era soliti vedere, quindi anche la musica pop, c'era Lello Analfino, c'era Mario Venuti, ecco, e quella sera avemmo come ospite a sorpresa Piero Barone del Volo, che ci regalò un'Ave Maria di Schubert. Ecco, quella è stata una cosa davvero emozionante. Adesso c'è anche, insomma, la parentesi del Mandorlo in Fiore, quindi anche il Teatro Pirandello sarà una location, insomma, naturale, ecco. Non posso altro, perché ce ne sono solo due di strutture. Nella prima puntata Giovanni Moscato ci ha parlato anche della collaborazione. Questa è un'altra cosa importante che abbiamo voluto fare, che non si era mai fatta, è da 30 anni che esiste ed opera ad Agrigento questa realtà, grazie a questo folle visionario che è il nostro amico Giovanni Moscato, ma mai concretamente si era instaurato un rapporto istituzionale tra il Teatro Pirandello e il Teatro della Posta Vecchia. E noi è quello che abbiamo fatto, non appena ci si è presentata l'occasione, quindi dopo che la pandemia ha allentato la morsa, lo abbiamo fatto subito, e abbiamo un cartellone che, guarda caso, si chiama l'altro cartellone, quindi oltre a quello che va in scena al Teatro Pirandello, e abbiamo preso più piccioni con una sola fava, perché da un canto, quindi facciamo un altro cartellone dove mettiamo dentro le migliori realtà territoriali, non solo locali, e tutto questo dentro il Teatro della Posta Vecchia, quindi così diamo linfa e aiutiamo il Teatro della Posta Vecchia, diamo alle realtà territoriali che meritano spazio di averlo in una struttura sicuramente meno ingombrante, meno pesante, più facile da gestire, ecco, come il Teatro della Posta Vecchia. E anche questo cartellone, questa operazione sta andando veramente bene, sta dando grandi. Il cartellone credo che si programmi, come tutte le cose, insomma, fatte bene, forse l'anno prima per l'anno prossimo, no?
su per giù, insomma, giù di c'è lì, quasi un anno la di nostra anticipo. stagione è iniziata a novembre, il cartellone l'avevamo presentato a metà luglio. Ecco, quindi insomma, ma è la compagnia che ti chiama e ti dice voglio venire al Pirandello, o sei tu che vai cercando, o entrambe le cose? L'uno e l'altro. Cioè, è un nome importante il Teatro Pirandello di Agrigento, questo voglio dire, a livello nazionale. Allora, non vorrei apparire eccessivamente pomposo, però sì, cioè, ma questo non da adesso. No, il Teatro Pirandello di Agrigento quando è si stato colloca inaugurato in una fascia medio-alta. Presidente Scalfaro, mi sembra, non mi ricordo che era. Esattamente, Presidente Scalfaro, 29 aprile 95, quando venne nuovamente... Anche la compagnia altisonante che dice ci sono anch'io e potrei venire, ecco. La compagnia altisonante ha i nomi altisonanti, perché comunque quando dici vado al Teatro Pirandello, ecco, rievocavi quell'episodio, cioè Giorgio Strehler è venuto al Teatro Pirandello, ma dico di nomi altisonanti ne abbiamo a iosa, perché il nostro teatro nel panorama nazionale si colloca in una fascia medio-alta, cioè tolti dopo quei 10 grandi teatri d'Italia che non sto qui neppure a nominare, poi ci sono una serie di teatri tra cui Agrigento ha una piazza d'onore. Senza metterti in imbarazzo, Alessandro, però naturalmente per fare tutte queste cose ci vuole la moneta. Certo che ci vuole la moneta e non a caso la... C'è lo sbigliettamento, ci sono le sovvenzioni, c'è gli interventi, insomma c'è un po' tutto che... Certo, noi non gestiamo milioni di euro, però quindi le nostre fonti di sostentamento sono intanto certo lo sbigliettamento, gli abbonamenti e poi il fatto che è una fondazione che, dico, come istituto giuridico è un istituto di diritto privato, ma i nostri soci sono pubblici, il nostro socio al 99% del Comune di Agrigento e poi abbiamo la Regione Siciliana. È un elemento culturale importantissimo che ha bisogno, insomma, di avere. E che probabilmente non potrebbe garantire quell'offerta culturale che riesce a garantire grazie ovviamente all'aiuto della mano pubblica, che a quello attingiamo, e quindi agli aiuti da parte della Regione Siciliana, del Ministero della Cultura. Dico, per esempio, quest'anno grazie alla caparbietà del nostro direttore artistico, che peraltro fa questo di mestiere, certo. Ci siamo imbarcati nell'avventura del teatro di produzione. Ma fare teatro di produzione significa ovviamente avere bisogno di denaro. E il nostro progetto è stato accolto dal Ministero della Cultura, alla fine riceveremo delle sovvenzioni dal Ministero della Cultura senza le quali oggettivamente non avremmo potuto fare. Alla produzione che poi non si ferma solo al Pirandello, insomma poi certo, diventa itinerante e andrà lo negli spirito è altri proprio teatri. quello, cioè produrre in house un'opera, uno spettacolo in modo tale che poi venga fatta circuitare negli altri teatri d'Italia, certo. Bene, siamo orgogliosi e lieti, anche perché ho avuto la fortuna di essere sul Pirandello principalmente per il Festival Internazionale Bambini del Mondo e per il premio nazionale Mimosa d'Oro, e devo dire che sembra una bella emozione stare lì sopra e presentare i vari artisti. Avvocato, ritorniamo a noi, dicevamo questo servizio, insomma, lo possiamo dire, della professione per l'ordine, un elemento burocratico, insomma, che cosa fate all'ordine? Ecco. Quale pratiche sbrigate? Qual è il vostro compito principale? No, ecco, burocratico no. L'ordine, dicevo, ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura circondariale o distrettuale che rappresenta. In questo caso l'ordine di Agrigento è un ordine circondariale. L'ordine svolge tutta una serie di compiti, tutta una serie di attività che sono rivolte agli iscritti, che sono demandate dalla nostra legge professionale. Noi abbiamo una legge che regola sia l'attività e i compiti, le prerogative istituzionali dell'ordine, sia anche la nostra professione nel suo svolgimento. Per quanto riguarda l'ordine, l'ordine ha diversi compiti e diverse prerogative. Tra le tante, certamente la tenuta dell'albo e dei registri dei praticanti che svolgono il periodo di praticantato prima di accedere all'esame che poi li abilita all'esercizio della professione forense, quindi si occupa
delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle sospensioni di tutte, quindi queste attività che riguardano il mio burocratico intendevo questo, insomma, sì, diciamo. Sì. Si occupa poi della formazione permanente degli avvocati, un servizio che noi svolgiamo peraltro gratuitamente. Si occupa di tutte quelle incombenze che sono relative per esempio alla tenuta dell'elenco unico delle difese d'ufficio, che curiamo noi nella fase istruttoria per poi inviarle al Consiglio Nazionale Forense, perché l'albo per esempio dei difensori d'ufficio è un albo nazionale. Si occupa di tutte le attività di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, quindi di tutti quei cittadini che chiedono di essere ammessi a questo istituto, a questo beneficio, non potendo supportare il peso economico della difesa tecnica in materia civile. Anche questa è un'attività che svolgiamo noi in via provvisoria e poi l'autorità giudiziaria ne fa un controllo successivo. Dunque sono numerosi i servizi che noi eroghiamo quotidianamente ai nostri iscritti. Ma è una professione ancora ambita quella di fare l'avvocato? Beh, io penso proprio di sì, è una professione straordinariamente bella, perché oltre che darti tante responsabilità sulle spalle, è una professione che non può esercitarsi se non con una grandissima passione, perché i cittadini che si rivolgono a te ogni giorno ti mettono nelle mani i loro problemi, che possono essere della più svariata natura. È il compito, con la tua professionalità, con le tue competenze tecniche, di approntare, di apprestare una soluzione per il cittadino che ti chiede la tutela di un diritto che ritiene di avere leso. Allora il compito dell'avvocato, sia nelle aule di udienza sia nell'attività stragiudiziale, è quello più alto e quello più bello, è la tutela di un diritto, la tutela di un uomo, di una donna, di una persona. Certamente. Ma poi una cosa, avvocato, perché ogni volta che viene un ministro della giustizia nuovo parla sempre di rinnovare, parla sempre di cambiare, quello non va bene, poi l'altro lo mette dall'altra parte, uno ritorna indietro, uno va avanti? Io credo che l'unica cosa che si dovrebbe fare, o comunque se non è l'unica, per me la prioritaria, è quella di snellire il processo, la velocità. Cioè diamo un termine, che a 3 mesi o in fuori, cioè, non può essere che si va avanti, si va avanti, si va avanti. Nella realtà, specialmente le cause civili, 8, 9, 10 anni. Nella realtà il vero problema, cioè quello che adesso coglie lei della eccessiva durata dei processi, della non ragionevole durata dei processi, è molto probabilmente legato al fatto che, come dice lei, arriva di volta in volta un ministro nuovo e allora si ha la tendenza e si ha anche a volte la necessità politica di mettere una bandiera, un colore ad una attività che invece andrebbe come dire, attenzionata in modo laico, perché i problemi a cui lei faceva riferimento e che realmente affliggono la nostra giurisdizione, l'attività giurisdizionale nel complesso, andrebbero valutati e attenzionati in modo diverso. Intanto sarebbe assolutamente necessario ed imprescindibile, e questo l'avvocatura in tutte le sedi istituzionali lo ha chiesto, da ultimo anche noi nell'incontro che abbiamo avuto lo scorso anno con la ministra Cartabia prima dell'avvento di questa riforma che ci apprestiamo adesso, vorrei dire, a subire, perché di questo si tratta, perché non c'è stata una adeguata interlocuzione, devo dire, sicuramente con l'avvocatura, ma devo dire neppure tanto con la magistratura. E dicevo, il primo passo sarebbe quello di cercare intanto una reale collaborazione e un reale ascolto di tutte le parti della giurisdizione, dell'avvocatura, della magistratura e degli amministrativi. Solamente così realmente possono comprendersi i problemi della giurisdizione, che sono prima di tutto legati ad una grande penuria di... Chi deve decidere?
ad una grande penuria di magistrati togati, ad una grande penuria di personale amministrativo e anche ad una necessità di adeguamento di tutto quello che è diciamo, l'apporto come dire, collaterale e strumentale che è necessario a che anche per esempio la telematizzazione dei processi possa avere l'effetto sperato di accelerare. Però evidentemente quando si ha una esigenza altra e diversa, come per esempio è stata quella legata all'avvento della riforma Cartabia, notoriamente legata al fatto che non potevamo perdere fondi del piano di ripresa e resilienza, che per carità nessuno di noi voleva perdere, l'avvocatura per primo, abbiamo tutti cercato di dare delle ricette diverse, che erano assolutamente diverse da quelle che poi la riforma ha prodotto, perché la riforma sostanzialmente ha inciso con qualche sforbiciata là, con qualche preclusione di troppo forse, con un aumento anzi dei limiti imposti, delle inammissibilità, delle preclusioni, a tutto discapito della esigenza di giustizia del cittadino, e probabilmente non si coglie nel segno in questo senso, perché si potevano non perdere soldi del piano di ripresa e resilienza, ma con un percorso più incisivo all'interno della giurisdizione, che non può aversi semplicemente mettendo una inammissibilità in più, una preclusione in più. Per noi, e lo abbiamo più volte ribadito, era necessario un intervento strutturale in termini di personale sia nei ranghi della magistratura togata, sia nei ranghi del personale amministrativo, perché non si può ritenere, quando si sceglie di denegare la giustizia dando una preclusione al cittadino in termini economici o in termini procedurali, di poter raggiungere l'obiettivo della celerità in questo modo, perché a quel punto la giustizia non diventa più una giustizia effettiva. Allora sì, il processo sicuramente deve essere celere, sicuramente la durata deve essere ragionevole, ma l'obiettivo si deve raggiungere senza incidere sui diritti. Assolutamente, anche perché poi insomma siamo noi quelli che siamo noi a farle le spese inevitabilmente. Ritornando a Pippo Montalbano, anzi in occasione della scopertura del busto a lui dedicato, è stato anche presentato un libro fatto dall'altro figlio, da Salvatore. Sì. Di che si tratta? Il libro lo ha scritto Caterina? mio fratello, si intitola Tra il sentiero e la bruma. Ci tengo a sottolineare la copertina, che è stata realizzata da Sergio Criminisi ed è meravigliosa, perché veramente, io dico sempre, questa copertina mio papà pensa, sogna, sorride, lo rappresenta veramente, così, sì, ma Sergio adorava mio padre e quindi nessuno meglio di lui lo poteva rappresentare. E poi c'è tutto, c'è il cinema, c'è il teatro, c'è la sua città, c'è Pirandello, c'è tutto. E cosa troviamo dentro? Questo libro intanto trovate una bellissima prefazione scritta da Carmelo Sardo. E trovate un bellissimo contributo scritto da Marco Tullio Giordana, che racconta qualche aneddoto sul set dei 100 Passi, e poi trovate una serie di episodi, alcuni divertenti, alcuni commoventi, tra cui l'ultima battaglia, proprio l'ultimo giorno insomma della sua vita, e alcuni episodi esilaranti, tra cui non voglio spoilerare nulla perché voglio veramente invitarvi a leggere, che raccontano quell'aspetto umano di Pippo Montalbano che tutti conoscono, perché alla fine è vero, sì, tutti sono legati all'attore, ma mio papà era una persona voluta bene veramente, perché io, non perché veramente sono la figlia, ma ritengo che poche persone siano state volute bene in maniera unanime come lui, perché era buono, era veramente buono. Io vorrei veramente, quando dicono sempre tuo padre, vorrei avere un decimo veramente anche della sua capacità di tollerare, di passare sopra, di lasciarsi scivolare addosso tutto. Io invece, anche per la mia deformazione professionale, perché anch'io sono un avvocato, ahimè, anch'io svolgo un mestiere che non ha a che fare con l'arte ma ha a che fare con le aule dei tribunali, ho un'innata predisposizione all'odio nei confronti delle ingiustizie e quindi purtroppo tante volte non riesco ad avere la sua... Però dico, questo libro è molto bello perché mette alla luce degli aspetti di mio padre che molti non conoscono, il Pippo familiare. Lo invitiamo
sicuramente chi vuole conoscere un po' più sì, approfonditamente, in maniera particolare a leggere. Il libro è stato edito da Medinova. Sì, il libro è stato edito da Medinova di Antonio Liotta, un editore, un amico nostro favarese che tanto fa a favore della cultura, e adesso è in vendita presso i librai di Agrigento, che sono il Mercante dei Libri Alessandro Accurso Tagano e la cartolibreria Tutto lo Mondo al Quadrivio, e presto sarà disponibile su Amazon. Che per chi vuole conoscere ancora più approfonditamente Pippo Montalbano. Ritorniamo alla fondazione, a Marrone. Rosario, perché è importante che si sia arrivati a questo traguardo di avere la fondazione dedicata a Calogero Marrone? Intanto diciamo subito che se questa fondazione esiste è per merito anche di una persona che si chiama Giovanni Di Caro, che è stato parlamentare regionale nell'ultima legislatura, grazie al quale è stato presentato un disegno di legge che poi è stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana proprio l'ultima sera prima che chiudesse definitivamente quella legislatura passata. E grazie a lui, con cui abbiamo studiato, lavorato assieme perché si potesse arrivare a una struttura più forte rispetto a quella che può essere l'associazione, che comunque resterà in vita e continuerà lo stesso il suo lavoro, ma avere la fondazione ci dà la garanzia anche di avere dei finanziamenti che ci consente di lavorare in maniera diciamo molto più adeguata per far conoscere sempre di più Calogero Marrone. Il Consiglio Comunale qualche settimana fa ha approvato, insomma ha fatto la sua parte nel sì, e io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il Consiglio Comunale per aver approvato all'unanimità dei presenti lo statuto della fondazione. Fondazione che nasce anche per volontà di due enti, o meglio di un ente pubblico come il Comune e dell'Istituto Marrone. Infatti i due soci fondatori sono entrambi ovviamente con il patrocinio della Regione Siciliana. Noi questa fondazione la vogliamo fare girare un po' in tutta l'Italia, se qual sarà possibile. Il percorso proprio per avere la fondazione operante già? Ma il percorso era essenzialmente questo, la presentazione di questo disegno di legge di cui accennavo, c'è stato già l'approvazione che è stata fatta dall'Assemblea regionale siciliana, ripeto, nell'ultima seduta consiliare utile, poi l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello Statuto. Siamo adesso soltanto fermi alla costituzione dell'atto di fondazione. Problemi di ordine burocratici, qui non vale la pena diciamo, dire, ci hanno finora impedito di portare a compimento diciamo, la costituzione ufficiale dell'associazione. Siamo stati già da un notaio, ci abbiamo lavorato assieme, eccetera, sia nello statuto che nell'insieme delle cose. Stiamo aspettando che la Regione Sicilia approvi il bilancio provvisorio appunto della Regione Siciliana per poter avere il finanziamento che ci consente di far sì che possiamo utilizzare, essendo questa diciamo, una fondazione giuridica, di avere 30.000 euro in tasca per poter iniziare, altrimenti l'atto costitutivo non si può fare. E Marrone se lo merita Marrone se lo merita tantissimo. Chiudo, visto che forse abbiamo degli orari, per dare solo una comunicazione, o meno, più di una comunicazione, però in maniera molto veloce. Intanto da 7 anni noi lavoriamo soprattutto nella città di Favara con 5-6 manifestazioni nel corso dell'anno, coinvolgendo tutte e 7 gli istituti scolastici di Favara, i dirigenti scolastici, anzi adesso tutte le dirigenti
visto che sono tutte donne, ci hanno aiutato moltissimo, i professori, gli alunni eccetera hanno lavorato intensamente in questa direzione. E abbiamo fatto la giornata della memoria, poi ricordiamo il giorno della morte di Calogero Marrone, che appunto che è il 15 di febbraio, il 6 di marzo ricordiamo la giornata dei giusti, perché Calogero Marrone è uno dei giusti per aver salvato, diciamo, tantissimi ebrei. Lo Stato di Israele, lo Yad Vashem, gli ha conferito, diciamo, questa onorificenza. Calogero Marrone poi è l'unico, a mia memoria, non so se ce ne sono altri, che ha avuto l'attenzione di due presidenti della Repubblica. Uno, il presidente Pertini, che gli ha riconosciuto il titolo di partigiano, e adesso, notizia proprio di questi giorni, l'attribuzione della onorificenza di una medaglia d'oro al valore civile a Calogero Marrone, fatta dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prefetto di Varese, che ha ricevuto, diciamo, da parte del Presidente della Repubblica questa comunicazione. Mi ha telefonato 3 giorni fa circa dicendomi che Marrone era stato insignito di questa onorificenza e siamo in fase proprio di organizzare una iniziativa per la consegna ai familiari di Marrone proprio nella città di Varese. Questa, la data che è stata fissata è quella del 22 di marzo, quindi fra un mesetto circa Varese farà la manifestazione. Io l'unica cosa che mi auguro è che possiamo ripeterla anche qui ad Agrigento, parlando con Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento. Certo, per questa doppia, insomma, la città che lo ha ospitato è la è città dove è nato, la città natale, l'altro la città che l'ha ospitato per tantissimi anni. Tienici informato su tutto, allora, Rosario. Sì, senz'altro, grazie. Abbiamo ascoltato Ramazzotti, abbiamo ascoltato Ranieri, 2 pilastri della musica italiana, e mentre a Sanremo c'è il festival, a Target c'è Lillo Puccio. Lillo, hai in programma qualcosa adesso? Come brano? Sì, questo qua è un brano 1988, se non vado errato. Morandi. Sempre Sanremo? Sempre Sanremo. 87. Si può dare di più. Io sono in si può dare. 87. 87. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te, perché la guerra, la carestia non sono scene viste in TV e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché dentro di noi si può dare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può stare di più, perché si può dare di più. Avvocato Mondalbano, questo è un pilastro fondamentale del tuo amore musicale, questa canzone? Sì, no, ma la musica in generale. La musica in generale. Sì, poi quegli anni. Una predilizione. Ma lui ha fatto 86 Ramazzotti, 87 si può dare di più, 88 Massimo Ranieri, quegli anni proprio. Il prossimo Lillo. Facciamo questo. Sì, no, ma io stasera posso dirlo perché sono contentissima di dire questa cosa. Lillo è stato ospite all'ultima edizione del premio Montalbano e ha cantato la canzone di Benigni, Quanto t'ho amato, che è bellissima, e lui l'ha fatta in una versione stupenda con la chitarra. T'amo, non lo sai. Bravo. Bello. E poi devo dire una cosa, Caterina, fammi ricordare questo mio trascorso con papà. È stato anche attore lui con noi. Ho recitato, ho avuto la fortuna di recitare assieme a Pippo in un piccolo ruolo, ho fatto sia con i guanti gialli
abbiamo recitato quella volta anche al Con la Teatro regia di Pirandello, Guglielmo Ferro. con la regia di Guglielmo Ferro, e poi mi pare l'altro spettacolo che abbiamo fatto a Birritta con i Ciangianeti. Sì. Perciò devo dire un ricordo affettuoso ed amore veramente nei confronti di Pippo e della famiglia. Siamo ritrovati stasera. E invece adesso per concludere, Lillo. Per concludere facciamo questa. 90. Ipu. Stasera ritornano anche loro al festival. Gli incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel va e vieni di una cameriera. Ma perché ogni giorno viene sera, a volte un uomo è da solo, perché ha in testa strani tarli, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo che hai di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è stesso dorme o muore, oppure fa l'amore. Grazie a voi, di cuore. Forse siamo andati un po' qualche minuto oltre, Piero, scusaci, insomma, ma la puntata credo che sia stata bella. E salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti che sono venuti a trovarci e che hanno insomma espresso quello che è il loro campo d'azione, la loro professione, il loro amore anche per il territorio. E nel salutarli e ringraziarli, anzi non è che dice grazie e buonasera, sarebbe un po' troppo semplice, avvocato. Dovete farlo, non lo so, con un pensiero, con una frase, con una massima, un qualcosa insomma che magari caratterizza la vostra professione e il vostro essere, e non dire banalmente grazie mi avete ospitato. Vi sto prendendo di sorpresa, pensateci solo un minuto, perché è bello, è un target a questo anche obiettivo, no? Di essere propositivo nelle cose. In tutti questi 10 anni oltre degli ospiti che ci sono stati, noi abbiamo colto sempre l'aspetto positivo e mai quello che magari purtroppo c'è anche di negativo nel nostro territorio. Grazie della presenza e della partecipazione a Vincenza Gaziano, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Grazie a te, grazie a TVA, e devo dire che questo spirito ottimista nel volere cogliere diciamo un aspetto che possa essere di buon auspicio è anche quello che ha caratterizzato la nostra consigliatura nei 2 anni che sono stati praticamente a ridosso della pandemia, perché abbiamo fatto di questo momento di grande difficoltà un momento di rinascita, perché siamo riusciti a rinnovarci e a dare una spinta in più in senso propositivo, e auspichiamo che questo quadriennio possa essere per l'avvocatura così tanto bistrattata come prima dicevi tu, e che ha tanti problemi legati al nostro territorio e alle sue condizioni economiche, possono essere degli anni invece di rinascita, di riscoperta di una professione che certamente oggi è diversa e che ha la necessità di rinnovarsi e di presentarsi nuova e adeguata ai tempi. Allora speriamo di cavalcare il cambiamento e di essere protagonisti anche nel territorio agrigentino, quindi l'augurio è sicuramente di essere protagonisti come avvocatura anche della nostra città e della nostra provincia.
Alessandro Patti, presidente Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, un quarto del tempo dell'avvocato. Tu ci hai provato da bravo intrattenitore a coglierci di sorpresa, ma io sono preparato, perché io la frase ce l'ho. Visto? Non è mia. No, la puoi prendere anche in prestito. La puoi prendere in prestito, ci mancherebbe. L'ho dichiarato sin dal giorno in cui sono stato nominato presidente, eletto presidente della Fondazione Pirandello, che c'è una frase che è il mio motto, è il mio faro, la mia guida politica in questa avventura, che è quella che campeggia sul frontone del Teatro Massimo di Palermo, che dice che l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. E però poi c'è un monito, perché poi continua e dice: vano delle scene il diletto ove non miri a prepararla a venire. Ed è quello che molto modestamente noi cerchiamo di fare. Mi fa piacere che lo ricordi così bene. Salto Caterina Montalbano perché la voglio tenere per ultima. Rosario Manganella, presidente Istituto Studi e Ricerca Marrone, per la prossima fondazione. Intanto grazie a Target che è rientrato, diciamo, che di nuovo abbiamo il piacere di seguire le interessanti trasmissioni da te guidate, Giuseppe. Grazie ad Arturo e a Piero per avere ridato a noi cittadini della provincia di Agrigento, quantomeno, ma anche agli altri, la possibilità di seguirvi con molta attenzione. Dopo questa sviolinata? Dopo questa sviolinata hai un caffè pagato, Va bene. Stasera mo Il fai. tuo saluto? Solo caffè. Il tuo saluto? Noi lavoreremo in questi mesi con maggiore interesse e maggiore forza rispetto al passato, perché vogliamo che l'odio e l'indifferenza, per dirla con Liliana Segre, riescano ad essere, diciamo, elemento di riflessione da parte soprattutto delle nuove generazioni, alle quali noi vogliamo fare conoscere la storia di Calogero Marrone, di un uomo dimenticato, che non lo sia mai più e che tutti conoscano la sua storia, non tanto per lui quanto per il futuro, che deve essere più radioso e meno razzista e nazifascista, se mi è permesso. Il cantautore, il mio amico di sempre, Lillo Puccio. Sì, io grazie prima di tutto, perché veramente ritorno sempre con grande piacere. Poi torno, devo dire, a casa ogni volta con delle riflessioni importanti che tu riesci sempre a cogliere negli ospiti. E il mio augurio è quello che comunque si possa veramente, come diceva prima la canzone, fare sempre di più. L'augurio più importante che posso fare a noi stessi, con i nostri progetti, con quello che più ci sta a cuore, ma sicuramente ognuno di noi, anche nelle nostre case, abbiamo tanti sogni, tanti desideri che si possono in qualche modo concretizzare, ma impegnandosi a fare sempre di più. Caterina Montalbano e naturalmente Pippo Montalbano. Mi auguro di non essere rimasta ultima, perché così mi tagliate. No, nel senso che ti ho dato più tempo per No, io volevo chiudere questo mio intervento qua con un augurio tratto da Liolà di Pirandello, quando parla Aiu picciri veddum firria loro e non c'è versuca si può firmare. Io mi auguro che questo versuca non si può firmare avvolga tutta la città di Agrigento, che ci faccia diventare capitale della cultura 2025, perché è un grande augurio che dobbiamo fare a noi stessi da agrigentini. Vi do appuntamento, spero, alla prossima edizione del Premio Montalbano, e spero che in questa città io possa fare anche altro oltre che il Premio Montalbano, perché io sono nata per l'arte e non per i tribunali. Quindi. Grazie della vostra presenza e partecipazione, e soprattutto grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.